quarta giornata del campionato di Serie 2 Elite 2025-2026. Neroverdi al momento primi in classifica con 7 punti, unica squadra imbattuta al pari, oltre che del Real Fabbrica di Roma, degli stessi Saints Milano, che al momento hanno però raccolto solo pareggi. E partiti ora. Rischia qui sulla pressione avversaria. Ora recupera palla con Pineiro che va subito al tiro e subito scheggia il secondo palo con una conclusione a giro. Quindi nuovamente Marazzi che cerca di andare via fra due uomini. Ora si chiude il triangolo con Milani, ma è superlativa l'uscita a croce di Vascello. Calcio d'angolo. All'indietro per Pineiro, la botta e il vantaggio dei Saints Milano, micidiale a 2,55 questo colpo di Pineiro. Si sblocca quindi il parziale a 2,55, Saints in avanti, perde la sfera, poi esce bene dal contrasto Marazzi che allarga per Matteus, palo di Matteus, nuovamente per Stendler, tutti gli sloveni del Pordenone in campo in questo momento. Batte dietro per Koren, la botta del numero 9 chiusa in corner dal piede di Pineiro. Pordenone con questa rimessa di Minatel per Koren all'indietro. Koren avanza contro Matteus, vediamo se cerca nuovamente la battuta, trova ancora lo specchio ma trova ancora le mani di Solosi, si libera di Sampaio, non però di Matteus che riesce a soffiare la sfera contro, davanti a sé che è Koren, poi entra in area dopo esservi come in questo caso qua però lasciato completamente solo. Morson per Della Bianca conclude, aveva davanti a sé Sanchez, Virgello che continua a manovrare, poi conclude, la vede all'ultimo Solosi, è un grande riflesso il suo, non ha fretta il numero 9. Ora gira e c'è un'altra sventola del numero 9 e un'altra grandissima parata di Solosi. Koren ribattuta da Matteus che cerca subito rimessa al centro per Gergele e qui è grandissima la parata da parte di Solosi. Secondo tempo della sfida fra Pordenone e Saints Milano. Vediamo cosa penserà Pineiro da questa punizione. Serve il numero 15 Milani che di sinistro sorprende tutti infilando la sfera alle spalle di Vascello. 2-0 il parziale. Scavetto verso Koren che prova a concludere e ancora una volta trova le mani di Solosi che esulta. Precise e ravvicinate le marcature dei Saints che in numerose occasioni hanno ribattuto i tentativi del Pordenone, tentativi che ora, ai quali ora scriviamo anche questo palo di Koren. Nuovamente una conclusione dalla distanza per Neroverdi, nuovamente le mani di Solosi sulla destra per Minatel. Minatel contro Pineiro, si accetta Minatel e trova una spaccata superlativa di Solosi. Gergello ancora per Koren che ora sfugge a Perego e conclude e trova l'1-2 con cui si riapre la contesa. 9:39 si sblocca il Pordenone. Ora c'è solo Della Bianca contro Solosi, viene strascinato regolarmente secondo i direttori di gara dal numero 22 Perego che ora sono nuovamente in partita pienamente. Ora con Minatel trovano un altro legno Milani che serve Matteus e ora mette davanti alla porta il numero 14 Pineiro e ci pensa Vascello qui a salvare esaltandosi. Minatel sulla battuta verso Gergele, che cosa ha parato in questo caro Solosi. Rimessa per il Pordenone, 1:56 al termine, provano i sostenitori neroverdi a caricare il proprio quintetto. Stendler conclude e segna, sfera deviata da Matteus. 18:12 si riequilibra la contesa, esplode il palaflora neroverde con Koren, conclude ora, chiude Milani e si è ormai alla sirena. Si conclude quindi sul 2-2 questo confronto che ha visto nelle battute finali il Pordenone più in palla rispetto ai Saints che con cinismo, dicevamo, nella prima frazione avevano sbloccato l'incontro.